Buonasera, ai titoli con le principali notizie. A Catania investì la moglie ma uccise l'amica che accompagnava la donna, condannato a 27 anni di carcere l'uomo che sarebbe passato almeno 2 volte con l'auto sul corpo della moglie. Violenza sessuale alla Villa Bellini di Catania, arriva la seconda condanna, questa volta per un minorenne, anche lui del branco di 7 giovani che ha abusato di una tredicenne. Gli affari mafiosi a Mazara del Vallo erano nelle mani di un allevatore. Il blitz della Guardia di Finanza di Palermo conferma che i clan seguono ancora le orme di Matteo Messina Denaro. Inchiesta abusi sui minori dalle intercettazioni del vescovo di Piazza Armerina Gisana, emerge che avrebbe coperto altri casi e non allontanato il sacerdote condannato per violenze sessuali. A Catania traffico in tilt in via Santa Sofia vicino al Policlinico, anche le ambulanze bloccate nel traffico. Il capolavoro di Pirandello, L'uomo dal fiore in bocca, in scena al teatro Donna Fugata di Ragusa con Corrado Tedeschi, prima dello spettacolo Una lezione sulla follia. Calcio, la crisi di fine anno di Palermo e Catania. Rosanero fuori dalla griglia play-off dopo la sconfitta interna con il Catanzaro. In Lega Pro il club di Pelligra si allontana dal gruppo di testa e si interroga sul futuro. Alessandro Farroni è il nuovo portiere del Catania. Eccoci, buonasera. E dunque la cronaca giudiziaria in primo piano, perché a Catania è stato condannato a 27 anni di carcere l'uomo che investì la moglie ma uccise un'amica che era con lei. Ci dice tutto Luca Ciliberti. Accecato dalla rabbia, investì con l'auto la moglie e l'amica, uccidendo quest'ultima. La quarta corte d'assise di Catania ha condannato a 27 anni di carcere il 53enne Piero Nasca, con un aumento di pena di ben 3 anni rispetto ai 24 richiesti dalla procura. Il collegio, presieduto da Maria Pia Urso, ha riconosciuto l'imputato parzialmente incapace di mente. La moglie di Nasca, Anna Longo, di 57 anni, voleva lasciare il marito ed aveva già preso contatti con un avvocato per avviare le pratiche per la separazione. Il 10 giugno del 2023 la donna aveva chiesto all'uomo di poter essere accompagnata in una clinica da un'amica per maggiore cautela. Il marito poi sarebbe andato a riprenderla. Quella mattina invece, vedendole arrivare a piedi, il marito non ci ha visto più e ha travolto volontariamente le 2 donne. Ad avere la peggio è stata Cettina De Bormida, di 69 anni. Secondo le tesi della procura, Nasca sarebbe passato almeno 2 volte con l'auto sul corpo della donna fino a provocarne la morte. Subito dopo l'uomo si sarebbe fermato a un bar poco distante, confessando a un dipendente di aver ucciso la moglie, poi ha telefonato al numero unico di emergenza per raccontare tutto. La Corte d'Assise ha disposto anche che Nasca, dopo aver scontato la pena, sia sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in una comunità terapeutica per la durata minima di 3 anni. Il legale dell'imputato, l'avvocato Fabio Presenti, ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza non appena saranno depositate le motivazioni. Nasca e il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada sono stati condannati al risarcimento di 150.000 euro al figlio della donna uccisa e di 50.000 euro alla ex moglie. Giovanni Parrinello di Marsala e la sua compagna Laura Scandagliato sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Trapani per l'omicidio del 60enne Antonino Titone, ucciso il 27 settembre 2022 nella sua abitazione. Parrinello è stato condannato all'ergastolo, alla sua compagna a 17 anni e mezzo di carcere. Alla base del delitto ci sarebbe stato un debito non saldato della vittima per una fornitura di stupefacenti. Veniamo alla violenza sessuale alla Villa Bellini di Catania, arriva una seconda condanna, questa volta per un minorenne, anche lui faceva parte del branco di 7 giovani che ha abusato di una tredicenne. Luca Ciliberti. Arriva una nuova condanna nel processo a carico del branco che lo scorso 30 gennaio ha aggredito e stuprato una tredicenne nei bagni della Villa Bellini di Catania davanti al suo fidanzatino di 17 anni. Il Tribunale per i minorenni ha condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione un minore che faceva parte dei 7 egiziani, tutti accusati di violenza sessuale di gruppo. L'accusa, con la procuratrice per i minorenni Carla Santocono e il sostituto Orazio Longo, aveva chiesto la condanna a 10 anni. Il giovane era accusato anche di violenza privata ai danni del fidanzatino per averlo immobilizzato, ma secondo i riscontri non sarebbe stato tra i 2 che avrebbero consumato lo stupro ai danni della ragazzina.
Il legale dell'imputato, l'avvocato Gianmarco Gulizzi, ha annunciato ricorso contro la sentenza che sarà presentato dopo il deposito delle motivazioni previsto entro i prossimi 90 giorni. Un altro minorenne è imputato per la violenza sessuale di gruppo, ma con rito abbreviato, che non è stato ancora trattato. Altri 5 egiziani maggiorenni sono a processo e uno di loro è stato condannato a 12 anni e 8 mesi di reclusione con il rito abbreviato e sentenza emessa dal GUP Giuseppina Montuori. Sarebbe questo il secondo autore materiale dello stupro. Gli altri 4 sono a processo con rito ordinario davanti alla seconda sezione del Tribunale Penale di Catania. Tutti i procedimenti sono celebrati a porte chiuse. Determinanti nelle 2 inchieste che si sono avvalse delle indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di Catania sono state le dichiarazioni della tredicenne e del suo fidanzatino che hanno denunciato la violenza e poi riconosciuto gli aggressori. Le loro testimonianze sono state acquisite durante un incidente probatorio che si è svolto davanti ai 2 GIP distrettuale e per i minorenni e che è stato acquisito agli atti dei 2 procedimenti. Blitz antimafia, colpo al mandamento di Mazzara del Vallo, storicamente vicino alla mafia corleonese. Le indagini hanno accertato che il nuovo referente della cosca è Domenico Centonze, ufficialmente levatore di ovini. Laura Spanò. L'operazione antimafia di oggi fa luce sul mandamento mafioso di Mazzara del Vallo, storicamente uno dei centri nevralgici di Cosa Nostra in Sicilia occidentale, che comprende le famiglie mafiose di Mazzara, Salemi, Vita e Marsala, un'area che ha sempre rappresentato una base strategica per i grandi boss corleonesi come Totò Riina, Leoluca Bagarella e Bernardo Brusca, che qui hanno trascorso periodi di latitanza. Il mandamento è stato per anni sotto la guida di Mariano Agate, figura di spicco della mafia siciliana, successivamente da uomini d'onore come Francesco Messina, Salvatore Tamburello, Vincenzo Sinacori, Andrea Mangiaracina, Vito Gondola, Dario Messina, fino a Domenico Centonze, ufficialmente allevatore di ovini, ma in realtà, dicono gli investigatori, con un ruolo chiave nelle attività mafiose del mandamento mazzarese: riscuotere crediti, gestire controversie anche con metodi violenti, organizzare un traffico di stupefacenti tra Palermo e Mazzara, controllare le aste fallimentari delle aree di Pascolo. In carcere stamane è finito anche Alessandro Messina, fratello di Dario Messina. Con lui sono finiti in carcere 2 nomi pesanti della mafia mazzarese, Pietro Burzotta e Paolo Apollo, rispettivamente genero e cognato di Vito Gondola, capomafia di Mazzara, deceduto, considerato dagli investigatori pedina fondamentale del sistema dei pizzini del defunto Matteo Messina Denaro. Un altro nome rilevante è quello dell'imprenditore Luigi Prenci, accusato di concorso esterno in un'associazione mafiosa. È morto anche Domenico Vitale, ragazzo di 27 anni che era rimasto coinvolto nell'incidente sulla Palermo-Agrigento di 2 giorni fa. Il giovane è deceduto nel reparto di rianimazione del Civico di Palermo, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime. Oggi pomeriggio intanto a Villafrati i funerali di Samuele Cusimano, il 21enne giovane che è morto sul colpo nello scontro con l'autocisterna. E anche a Villafrati è stato indetto il lutto cittadino anche per domani. Ora ci occupiamo dell'inchiesta che vede indagato il vescovo di Piazza Armerina per falsa testimonianza in un caso di abusi sui minori. Dalle intercettazioni emerge che quello denunciato non sarebbe l'unico episodio. GR Italia. Eccellenza si metta d'accordo con se stesso. Con queste parole il procuratore della Repubblica Massimo Palmeri ha messo in luce la confusione nelle dichiarazioni del vescovo Gisana durante l'udienza del 10 ottobre del 2022. Dichiarazioni che hanno poi portato all'indagine per falsa testimonianza per lui e per il suo vicario, Monsignor Murgano. Una vicenda che segna un precedente storico. È la prima volta che un vescovo in Italia è indagato per falsa testimonianza in un caso di abusi sessuali su minori. Secondo i magistrati Gisana era al corrente di tutto già dal 2016, ma non sarebbe intervenuto fino al 2019. Lasciando il prete libero di abusare. Don Murgano invece sapeva già dal 2015, quando la vittima si confidò con lui. In quel caso il vicario si limitò a dire di dimenticare, di non parlarne con nessuno, nemmeno con il vescovo. I magistrati contestano a Gisana di non aver preso alcun provvedimento nei confronti di Rugolo, nonostante la segnalazione di un prete della diocesi, Don Giuseppe Fauciana, e la successiva denuncia dei genitori di una delle vittime. Eppure, in diverse deposizioni, in istruttoria e in dibattimento, il vescovo di Piazza Armerina avrebbe sempre sostenuto di non aver mai saputo niente. Gisana però, intercettato agli inquirenti mentre parla con Don Rugolo, aveva addirittura ammesso apertamente di aver insabbiato il caso, e in un'altra registrazione lo si può sentire parlare di un altro caso di pedofilia nella sua diocesi, anche quello rimasto impunito. Io ti potrei fare il nome di una persona che non viene fuori, nostro confratello, non viene fuori, e io non so perché non viene fuori la problematica peggiore della tua, molto peggiore.
Caso a conoscenza anche di Monsignor Murgano, referente diocesano del Servizio per la tutela dei minori sino al dicembre del 2022, che in aula ha ammesso di essere al corrente anche di altri casi di abuso nella diocesi. Entrambi i prelati ora rischiano il rinvio a giudizio, mentre la curia è chiamata a risarcire le vittime degli abusi. E questa mattina in prefettura ad Agrigento si è riunito il Comitato per la sicurezza pubblica dopo l'intimidazione subita dal sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana. Davide Sardo. Per il sindaco di Campobello di Licata è stata disposta una vigilanza generica radiocollegata. Lo ha deciso stamattina il neoprefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, che ha convocato una riunione urgente del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare le recenti minacce di morte rivolte al sindaco Vito Terrana. L'episodio, avvenuto per mano di un 31enne che ha puntato una pistola contro il primo cittadino, ha destato grande preoccupazione. L'aggressore è stato denunciato dai carabinieri. Le istituzioni si sono strette attorno alla figura del sindaco che è in trincea, del sindaco che deve affrontare le problematiche, del sindaco che, qualora è costretto a dire di no, riceve delle minacce, ed è una cosa intollerabile. Ho perdonato il ragazzo anche forte da una componente cristiana. La comunità agrigentina si è stretta intorno al sindaco durante un raduno dinanzi il municipio a Campobello di Licata, seguito da una marcia cittadina a cui hanno partecipato numerosi sindaci della provincia. Adesso una brevissima pausa e poi a Catania, caos in via Santa Sofia, vicino proprio al Policlinico. Pensate, anche le ambulanze restano bloccate. Caos in via Santa Sofia vicino al Policlinico di Catania, anche le ambulanze bloccate nel traffico. Tonino De Mana. 2 cartelli di sosta e fermata, delle barriere New Jersey messe a punto per fronteggiare la sosta selvaggia. Risultato, la sosta selvaggia c'è perché le macchine sono parcheggiate oltre le barriere New Jersey. Qualche multa è stata fatta, ma la sensazione è che serva solo per fare cassa, perché il problema resta, anzi la presenza dei blocchi in cemento lo acuisce. Il caos è servito in via Santa Sofia, dove anche i mezzi di soccorso faticano, e non poco, per raggiungere il pronto soccorso del Policlinico. Dopo mesi e mesi di incontri e riunioni, l'unico accorgimento portato avanti dal comune di Catania è stato quello di piazzare alcuni New Jersey, con il risultato di restringere la carreggiata, scelta non certo azzeccata, come conferma l'equipaggio di questa ambulanza. Servita a niente. Ignorate completamente. Esatto, praticamente hanno solo ristretto di più la strada e le persone comunque si parcheggiano sempre al lato. E quanto avete impiegato per fare via Santa Sofia? Allora, di solito anche 20 minuti, mezz'ora in base. È impossibile. Stiamo aspettando qualcosa che capita di brutto. E mentre le ambulanze restano bloccate, decine di auto sono tranquillamente, si fa per dire, parcheggiate in divieto di sosta e fermata. È un incubo. Sarebbe una strada dove devo andare io, in 10 minuti la potrei fare, adesso ha mezz'ora che sono bloccata qui. L'anarchia regna sovrana anche sui marciapiedi. Questo ciclomotore ostacola il transito dei pedoni. Sua figlia ha le stampelle, come si fa a camminare sul marciapiede in queste condizioni? È una sorta di corsa ad ostacoli, diciamo, non è proprio un tragitto lineare. Qua così non si può andare avanti. Dopo il nostro servizio, probabilmente, qualche pattuglia tornerà sul posto e magari farà qualche altro verbale. Ma è la soluzione al problema? Dal 23 dicembre al 1 gennaio l'AMAP sospenderà il piano straordinario di razionamento idrico a Palermo. La decisione è stata presa in considerazione del ritorno degli studenti fuori sede e della maggiore presenza di turisti. Veniamo agli spettacoli. Il capolavoro di Pirandello, L'uomo dal fiore in bocca, in scena al Teatro Donna Fugata di Ragusa con Corrado Tedeschi. Prima dello spettacolo una lezione sulla follia. Veronica Barbanino. Tutto il terreno. All'esterno di un caffè notturno 2 uomini, un pacifico avventore in attesa del primo treno del mattino e un altro cliente che con quieta disperazione si apre gradualmente fino a confessare il suo male che lo condanna a una vita breve. Sul palco del Teatro Donna Fugata di Ragusa Ibla, un versatile Corrado Tedeschi, affiancato dall'attore Claudio Moneta, ha dato vita all'uomo dal fiore in bocca, capolavoro di Luigi Pirandello. Una lettura innovativa e antiretorica di un classico immortale che viaggia sulle corde contrastanti del tragico e del comico con leggerezza e profondità. Pirandello in Sicilia è una grandissima sfida
e che raccogliamo con entusiasmo. È uno spettacolo che ha 25 anni di vita ed è meraviglioso vedere i teatri pieni facendo Pirandello, perché oggi è un momento molto difficile per la cultura, i social, internet stanno veramente un po' anestetizzando i cervelli. Lo spettacolo combina la rappresentazione classica e una proposta originale. Infatti prima della pièce in scena una lezione semiseria sulla follia e il tema della maschera. In un immaginario dialogo con un personaggio pirandelliano, fuggito chissà da quale opera, Tedeschi ha coinvolto gli spettatori abbattendo quel muro immaginario tra posto e palcoscenico, offrendo un'esperienza intima e collettiva allo stesso tempo. Dopo la breve pausa pubblicitaria, il calcio con la crisi di fine anno per Palermo e Catania. Eccoci al calcio, Palermo in crisi dopo la sconfitta di ieri al Barbera contro il Catanzaro. Dionisi al momento non rischia l'esonero ma è comunque in discussione. Marco Gullà. Sconfitto e contestato. Per il Palermo è crisi nera, rosanero che cadono di nuovo al Barbera contro un Catanzaro che ha banchettato senza problemi, trovando le reti prima all'inizio del match con Biasci e poi nel finale con Pompetti. In mezzo il gol di Nicolau, illusorio, inutile. La contestazione dei tifosi era ineluttabile. Questo Palermo ha difetti di fabbrica, probabilmente costruito male, con un tecnico che in questo momento non rischia l'esonero ma è ormai sulla graticola per via dei risultati, non in linea con le aspettative. Difficile da commentare per quello che abbiamo fatto. Purtroppo siamo passati in svantaggio subito, questo ha complicato le cose, poteva complicare anche la prestazione, così non è stato. Poi nel miglior momento di pressione, dove loro non uscivano più, abbiamo subito un cambio campo, ma è troppo poco per prendere gol, e poi dopo Pompetti ha fatto un gran gol che purtroppo in questo momento non riusciamo a far noi. E loro con un gol importante al set da 20 metri hanno vinto la partita. Dalla società, come previsto, nessuna comunicazione ufficiale, solo il silenzio. La squadra proseguirà il ritiro cominciato giovedì scorso. Evidentemente ci sono tante cose da chiarire all'interno di un gruppo che non sembra per nulla affiatato e con tanti giocatori delusi. Vedi Brunori. E il Catania si interroga sul futuro dopo la sconfitta casalinga con il Potenza. I tifosi chiedono risposte. C'è una sola partita per chiudere l'anno solare e poi sarà mercato. Marco Carli. Confronti interni ed esterni di Grella con il gruppo, prima volta del dirigente in 2 anni negli spogliatoi, giocarsi l'opportunità, uno dei temi, perché il mercato si avvicina, volontà di intervenire subito, quella che hanno chiesto i tifosi alla D e vicepresidente del Catania, una 70 di loro, a colloquio con Grella. Si è parlato anche dei giocatori e di Pelligra, del futuro degli investimenti comunque fatti finora, compresi gli errori commessi. A proposito di mercato, la situazione è chiara, ci sono 5 esuberi e ci sono almeno 4-5 giocatori della rosa impiegata fino ad ora che nelle intenzioni potrebbero fare le valigie per alleggerire il monte ingaggi e permettersi di intervenire nella finestra di gennaio. 1 o 2 attaccanti sarebbero nel mirino, ma bisogna vedere le tempistiche. I giocatori validi costano di più nella prima fase del mercato e il 5 gennaio c'è il Benevento. A proposito di tempestività, il club è intervenuto per porre un argine al problema portiere dopo l'infortunio di Beters. Pronto Alessandro Farroni, ex fra le altre di Vispesaro, Alessandria, Bari, Regina e Juve Stabia. Potrebbe essere già in campo col Sorrento. Interventi per Beters e Di Gennaro che saranno eseguiti a Villa Stuart a Roma, in artroscopia per Beters per una lesione legamentosa della caviglia destra, di osteosintesi per il difensore in seguito alla frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Di Gennaro ritornerà nel giro di 40 giorni, più lunghi i tempi per Beters, care le possibilità di Guglielmotti di dare domenica il proprio contributo alla squadra. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.